andando a prendere il treno del gruppo mattinieri, quelli che si svegliano alle 5, 5 e mezza per andare in bici, non come me che vado in stazione alle 8, stazione Cicli Granzon. Quindi direzione stazione Cicli Granzon per il treno delle 8 direzione Trieste. Attenzione, sono in coda al treno, in coda al treno. Tempismo perfetto. Macchinista, e questo è il treno per Trieste? E questo? Posso salire? Ciuf ciuf! Un'ora e 01 arrivati a Trieste. Attenzione, medie importanti. (31,1), tanta roba. Ottimo servizio, Trenitalia si ringrazia. Arrivato a Trieste in piazza Unità, grazie Andrea e Fulvio per il passaggio, mi hanno tirato praticamente tutta la strada. Adesso sta tutto a me. Ho un progetto, vediamo se ce la faccio. Qua a destra su via Milano, poi via del Coroneo e su per via Fabio Severo. Non avevo mai pedalato per il centro di Trieste, che di per sé è molto particolare, bella caratteristica, ancora di più la città, ma effettivamente pedalare su strade che faccio spesso in macchina, molto molto particolare, bellissimo qua, zona università. È incredibile il silenzio che c'è, sarà 5 minuti che non incrocio una macchina o che non mi supera una macchina, bellissimo. Fino adesso abbiamo scherzato, adesso non si scherza più. Da qua è dura, dai. Dopo sentieri fantastici, dove trovarli? Scorci fantastici, e dove trovarli?
La giornata si è aperta, non fa caldo ma si fa molto bene. Ci siamo, lo scollino ad Opicina. 1 ora e 40, 43 km, per adesso tutto bene. Adesso mangio qualcosa e si continua. Sports Nuts. Adesso l'idea sarebbe rientrare passando per Santa Croce e giù direzione Sistiana. Poi quando sono oltre Sistiana valuto il da farsi. Sto rientrando da Sistiana. L'idea è prendere qui a destra al famoso incrocio dei lupi. Proviamo. Sopra l'autostrada all'altezza di Isert sul golfo. Allora la dichiaro, la mia idea era andare giù dritto di qua, salire su verso Pacchiasella, fare Cerie e rientrare a casa, però oggi non è la mia giornata, quindi arrivato qui nello svincolo per Monfalcone metto la freccia e torno giù. ...65 km con 500 di dislivello e 27 di media. Per oggi basta. Mi godo l'ultima discesa qua e dopo vado morbido fino a casa.